Una vera e propria tempesta si sta scatenando dietro le quinte del Napoli e il nome al centro di tutto è quello di Victor Osimhen. Siamo tornati con un aggiornamento urgente ed elettrizzante sul futuro dell'attaccante nigeriano, che potrebbe prendere una piega sorprendente. Come sempre, vi riportiamo le informazioni più scottanti direttamente da fonti internazionali, con tutto quello che c'è da sapere per capire il retroscena del mercato. Quindi, prima di tuffarci nella notizia che sta facendo scalpore, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché sta per arrivare una notizia bomba. A Parigi si sta preparando qualcosa di grosso, con milioni, pressioni e una corsa contro il tempo prima della Coppa del Mondo per club. Ma mentre il futuro di Osimhen si dirige verso l'Arabia, il Napoli continua a prendere decisioni strategiche per rafforzare la propria rosa d'attacco e il nome del momento è quello di Dan Ndoye, 24enne alla Svizzera che ha brillato con il Bologna. La notizia arriva dall'edizione odierna del Mattino e indica che il tecnico Antonio Conte ha richiesto personalmente l'ingaggio del giocatore. Secondo fonti attendibili, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, starebbe già conducendo la trattativa e avrebbe raggiunto un accordo con gli agenti di Ndoye, a dimostrazione di un'importante sintonia tra le parti. Ma non solo, il Napoli sta studiando la proposta finale per convincere il Bologna, che chiede 35 milioni di euro per l'attaccante. Per ammorbidire l'affare, il club partenopeo potrebbe inserire nell'operazione Ngonge o Raspadori. Ndoye è visto da Conte come il profilo ideale per aumentare il livello di creatività e profondità in attacco, soprattutto dopo la possibile partenza di Osimhen. E vale la pena ricordarlo, a gennaio il Napoli aveva approvato Garnacho come piano B, ma ora, con la valutazione di Ndoye, tutti gli occhi sono puntati su di lui. Il recente incontro a Milano tra i dirigenti del Napoli e del Bologna non ha riguardato solo Ndoye. Si è parlato anche di altri nomi, come Ferguson, Buchema e Orsolini. Ma secondo il retroscena è l'attaccante svizzero quello che più entusiasma lo staff tecnico. Se l'affare dovesse concretizzarsi, Ndoye potrebbe essere il prossimo grande colpo offensivo del Napoli, dopo il possibile arrivo di Kevin De Bruyne, che è nella fase finale della firma con il club. E ora vogliamo sentire il vostro parere, tifosi del Napoli, siete d'accordo con l'ingaggio di Ndoye? Pensate che abbia il profilo giusto per vestire la maglia azzurra e rafforzare l'attacco di Antonio Conte? Fateci sapere cosa ne pensate e diteci da quale città ci state guardando. E naturalmente, se vi è piaciuto questo aggiornamento completo e volete sostenere il nostro lavoro, non dimenticate di lasciare un super ringraziamento qui sul canale. Ci aiuta davvero a mantenere informazioni di qualità. Alla prossima!